Ciao avvocatella, buongiorno a tutti ragazzi. Stanotte fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6.5, quindi alle ore 2:54 ora locale, mentre qui in Italia erano le 3:54, quindi sulla costa settentrionale dell'Albania, vicino Durazzo. Costa addirittura ragazzi è stata sentita anche in Puglia e in Basilicata. Per adesso ragazzi il bilancio è davvero quasi drammatico, ci sono già 6 vittime e ci sono 150 feriti per il momento si parla, quindi sono ancora notizie comunque ancora un po' diciamo non concrete, ma ci sono già 6 morti e 150 feriti. E stanno comunque sono cadute tantissimi edifici e stanno cercando di recuperare ragazzi al massimo quelli che riescono a salvare perché si sono già messi in azione, sono stati mandati già aiuti dall'Italia, davvero stanno aiutando un po' diciamo tutti quanti, quindi diciamo che la situazione è davvero drammatica, quindi l'ipocentro è stato a 10 km ragazzi, quindi è come se una bomba fosse esplosa lì perché 6,5, 10 km ragazzi, è devastante la storia, quindi a parte l'intensità di 6,5 ragazzi, ma in quanto la profondità di 10 km è tipo una bomba ragazzi. Sì, sì, Antonio, quindi diciamo che tanta paura, diciamo, nella notte, anche perché era al buio, quindi immagina nel buio palazzine che sono cadute, quindi davvero una cosa brutta, la gente è scesa in strada in preda al panico, diciamo. Poi una seconda scossa, ragazzi, di magnitudo 5.4 è stata registrata alle 7:08, quindi dopo quella di 6.5, un'altra. E neanche io, avvocato, è la verità, eh. Quindi diciamo che quest'altro qui, sempre a 10 km, è di 5.4, poi altre magnitudo tra 5.1 e 6.4, quindi bene, bene, spero pure di te, raga, Antonio. Quindi diciamo che ci sono state un sacco di scosse di terremoto, quindi 6,5, poi c'è stata 5.1, 5.4, 6.4. Davvero ragazzi non si è capito nulla, quindi ancora che sta tremando, diciamo, la terra. Quindi per ora ragazzi, ripeto, ci stanno 150 feriti e 6 morti. Quindi adesso voglio collegarmi un attimo sull'SMC, voglio vedere un attimo che sta succedendo proprio in tempo reale. Vediamo a quanti terremoti stiamo qua, perché qua già risultano 4 in effetti. Vediamo che cosa ci dice il modello americano. Eccolo qui. Albania. Allora, partiamo da quello lì primario. Allora, 5.4 Adriatico, Adriatico, Albania, Albania. Albania magnitudo 3, 3 ore fa, allora non è ancora questo, 3,6, 3,9. Ce ne stanno un sacco ragazzi, quindi sto scendendo man mano, diciamo con cellulare, voglio arrivare a quello là iniziale che è avvenuto Albania 3.0, Albania, Albania. Eccolo qua, 23 e 22, quindi dovrebbe essere da queste parti. Alle 2:54 in effetti dovrebbe essere, quindi allora 11:36, vediamo, vediamo. Davvero un casino proprio, ragazzi. Allora, Albania, Adriatico 6. Allora, c'è stata, ragazzi, prima una scossa alle 23 e 24 di magnitudo 3. Partiamo proprio dall'inizio. Poi all'1:47 ragazzi c'è stata uno di 4,4, sempre in Albania. Poi eccola qua, quella lì più forte ragazzi, di 6.5. Sì, stiamo messi male a media. Poi c'è stata uno di 5.1.
poi uno di 5.3, poi uno di 3.9, 3.7, 3,2, 4,2, 3,9, 3,6, 3.3. Sto andando proprio in ordine, ragazzi. 3,7, 3,9, 3,3, 4,2 e l'ultima è stata alle 7.40, 3,6. Quindi ragazzi, ma un sacco proprio di scosse, quindi voglio più o meno sono parecchie proprio qua. C'è una cosa pazzesca proprio, boh. Allora, vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, no, no, 10, 11, 12, 13, 14, 15 scosse, ragazzi, ho contato io, con l'MSMC, MSC, quindi quello là, il modello americano. Voglio andare a vedere su quello là dell'IGV, vediamo se mi riporta le stesse cose, quindi proprio un casino, ragazzi. Allora, IGV, vediamo che cosa riporta quello là italiano. Quindi vediamo la lista aggiornata. Sì, sì, Marco, proprio male, male, male. Sì, sì, allora 3,54, 6,5. Qua riporta solo le più grandi, riporta. Poi alle 4,03 5.3, alle 7,08 5.4. Qui porta solo 4, ragazzi. Vedete la differenza? Adesso sono andato su quello lì italiano, mi riporta solo le più grandi. Sì, 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 Giuliano, no, voglio dire io che le SMC riporta tutte e 15 le scosse, invece su quello italiano mi riporta solo le tre più forti in effetti, quindi 6,5, 5.3 e 5.4, mentre in effetti già ce n'era, prima che quella delle 3,54 già c'era stato un terremoto di magnitudo 3. Poi è arrivata quella lì forte, diciamo, poi un'altra ancora forte 5.3 e poi un'altra di 5.4. Quindi l'ultima è stata sentita alle 7.08. Quindi diciamo in 3.54, 4.03, 7.08. Quindi una peggio dell'altra, sempre a 10 km di profondità. Quindi ragazzi, quella di 6.5 diciamo che è stato uno scossone pesante, 10 km di profondità. Sì, sì, comunque andò ci sono già 6 feriti, 6 morti e 150 feriti, quindi diciamo che le cose sono molto molto messe male, quindi dobbiamo vedere a fine giornata che cosa succede in effetti, perché secondo me non credo sia finito così. Io mi auguro con tutto il cuore che siano solo queste qua e basta, però non credo perché stanno alzando un sacco di macerie, non sappiamo cosa ci sta sotto, se ci stanno altre persone oppure no, quindi non lo sappiamo, ragazzi. Quindi perlomeno per quello di adesso, ecco qui, in tempo reale sono saliti a 7 morti, quindi come vedi come si aggiorna la situazione, secondo me questa peggiorerà ora dopo ora. Quindi è salito a 7 adesso, quindi un morto in più, ragazzi, ci sta. Quindi sono crollati case e palazzi dispersi, 150 feriti, persone sotto le macerie. Quindi ci sta l'esercito, la protezione civile, stanno arrivando gli aiuti dall'Italia e da altri stati, quindi ci stanno diversi crolli in tutti i paesi vicini. Proprio stiamo proprio messi in mano, pure le immagini che si vedono qui non sono, diciamo, belle. Anche qui dice forte sisma è stato sentito anche in Italia, Puglia, Basilicata, Campania e in Abruzzo addirittura. Io non ho sentito niente, ragazzi. Ci vede che c'è il sonno proprio profondo io. Eppure stavo sveglio, guarda, io è strano, non si sente pure qua. Boh. Quindi la scossa è stata avvertita pure a Bari, Brindisi e Foggia, Lecce e Taranto. Diciamo che hanno attivato l'unità di crisi della Farnesina e stanno mandando gli aiuti, diciamo, in Albania. Sì, sì.
qui si sta aggiornando man mano tutta la situazione. Comunque ragazzi è salito quello dei morti, mi dispiace, sono 7. I dispersi fino i feriti 150, i dispersi non si sa quante ne sono. Quindi dobbiamo aspettare un pochino perché adesso, mentre non riescono a sollevare tutte queste macerie, perché se potete andate su qualsiasi sito e vedete le immagini, oppure guardate il telegiornale che credo che lo stanno facendo, perché questa è una notizia sicuramente che starà in prima su Italia 1, Rai 1, comunque starà sicuramente in live, quindi potete andare a guardare. Comunque ragazzi, vi aggiornerò dopo con la situazione, quindi diciamo verso l'una farò un'altra diretta e vediamo come sta la situazione. Quindi adesso per la situazione 7 morti, 150 feriti e tanti dispersi che non si sanno quanti ne sono. Quindi vediamo il bilancio più o meno, sperando che sale solo le vittime, sale solo diciamo, i feriti e non le vittime. Quindi speriamo che alzando le macerie le persone escano, diciamo, ferite al massimo, vanno in ospedale, guariscono e buonanotte. Sì, sì, anche se diciamo la verità, l'Albania è sempre stata un luogo dove fanno forti terremoti. Ultimamente si stanno intensificando, questo sì, però sono cose che io credo sono eventi naturali, quindi vero, qualcuno può dire stiamo vicino alla fine del mondo, qui, là, però sono eventi che comunque accadono sempre in ogni momento, in ogni angolo del mondo, quindi a volte va bene, a volte va male come in questo caso qua, quindi speriamo che alla fine della giornata diciamo qualche positività, diciamo. E appunto quello è il problema, non si sa sotto le macerie se ci stanno o no altre persone. Quindi 150 sono i feriti, diciamo non so mo se sono feriti in modo lieve, in modo grave perché non lo specifica nessun sito. Ho girato già 7 siti per vedere mentre parlavo con voi, ma non dicono solo 150 feriti, nulla di che. I morti avevo letto la prima pagina 6, adesso è passata a 7, quindi per adesso sono 7, speriamo che si fermi qui. Quindi terrò aggiornata la situazione, faccio una nuova live verso l'orario di pranzo, verso l'una, proprio per vedere. Adesso sono quasi le 10, quindi 11, 12, 13, tra 3 ore penso che ci sia un po' di aggiornamento, quindi vi farò sapere dopo, ragazzi. Buona giornata a tutti e che possano riposare in pace le anime di queste 7 persone che sono morte. Quindi speriamo che termina così. Sì, sì, avvocatella, sì, sì. No, io stavo parlando al telefono con una signora che tu conosci, te l'ho scritto su WhatsApp, quindi lei me l'ha detto stesso lei, guarda che c'è stata la scossa, perché io stavo facendo il video, no, stavo preparando quello del meteo. Poi parlando, lei ha visto la TV e mi ha detto guarda che così, 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 e poi ho fatto il video questo qua. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo dopo e speriamo che non ci siano più vittime. Un saluto a tutti, ragazzi.